Lino La Gioia ci introduce al nostro appuntamento settimanale con Tina Ghilardi e Francesco Nosari. Buongiorno, benvenuti. Grazie. Innanzitutto un buongiorno a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo, da parte dell'associazione, da parte della Tina e da parte di Francesco. Certo. Una giornata sono giornate abbastanza particolari perché tutti i fatti che sono successi in quest'ultima settimana, piuttosto gravi, ci pone a delle considerazioni molto importanti, che riguarda anche e soprattutto Milano, col fatto che sono aperti dei bandi per aprire dei luoghi di culto, e quindi anche il problema del fatto che in questi luoghi di culto si trovano poi questi fanatismi, chiamiamoli così. Ed è un problema molto importante, molto importante. E so che a Parigi stanno facendo questa manifestazione e ci sentiamo tutti in diritto almeno credo, di essere presenti, almeno con il nostro pensiero e con la nostra mente. Cosa possiamo dire davanti a questi fatti che sono gravissimi? Guarda, sentiamo se c'è un nostro ascoltatore, cominciamo a sentire i nostri amatissimi radioascoltatori. Buongiorno. Amatissimi ascoltatori, ancora più amati quando intervengono e spengono il volume della propria radio, altrimenti c'è un ritorno, un eco che non è piacevole da sentire. Ora il nostro amico è in attesa, se desidera può parlare. Sì, volevo intervenire nella vostra trasmissione riguardo a questo. 5 minuti fa su Rai 3 hanno fatto riferimento, hanno mostrato le immagini di una manifestazione interreligiosa che c'è stata ieri a Gallarate, e il rappresentante della comunità cattolica ha detto che ci sbagliamo tutti e che la parola Islam vuol dire pace e non sottomissione, come è ben noto da tutte le cronache. Ho capito. Se andiamo avanti così, sì, certo. Io prevedo per l'Italia un grave periodo e molto sangue. Speriamo di no. Comunque l'incipit non è certo positivo, cioè il cambiare addirittura il significato delle parole, quello proprio non sta né cielo né in terra. Che muslim significhi sottomissione, il musulmano è un sottomesso. Sottomesso a che cosa? Sottomesso alla legge di Dio. La legge di Dio rispetto a quello che avviene per i cristiani è scritta letteralmente, quindi in modo non interpretabile nel Corano, perché secondo i musulmani sottomessi a Dio il Corano è parola di Dio. Dio parla in arabo. Loro sono molto orgogliosi del fatto che Dio parli in arabo. Noi, per esempio, non abbiamo un Dio che parla in arabo o che parla in italiano. Noi abbiamo un Vangelo che traduciamo e dal quale traiamo, sono letture ispirate, dal quale traiamo la vicenda terrena di Gesù e i suoi insegnamenti. Gesù, che noi crediamo essere figlio di Dio, quindi la relazione fra il trascendente, il Dio, e quell'umanità che Dio stesso ha creato. A quanto pare per loro invece è diverso, cioè per loro è sul monte Hira l'arcangelo Gabriele, sempre un po' di mezzo l'arcangelo Gabriele, quando sono grossi cambiamenti della storia, l'arcangelo Gabriele ha dettato a Maometto in via orale, quindi gli ha dettato la parola, e la parola è quella che sta scritta. Quindi quello scritto lì non è emendabile, non è interpretabile,
è scritto, è così, ed è la parola di Dio. Quindi, mentre per noi il libro sacro è sacro per il fatto che riporta un qualcosa fatto dagli uomini, agli apostoli, per loro è la dettatura stessa di Dio, è la parola di Dio. Quindi è sacro in quanto è parola di Dio. È una bella differenza. Ora, per noi, quindi, noi abbiamo un tratto di libertà e di relazione col Dio vivente, Gesù, che è morto, e che è nato, morto e risuscitato per noi. Ci ha salvato, ci ha dato la salvezza, la strada di salvezza ce l'ha fornita. Per loro Gesù è un profeta, per carità del cielo, ma per loro la sottomissione è quella al Corano, tanto che qualunque colpa possa commettere un musulmano durante la sua vita è comunque una piuma leggera nel momento in cui, ad esempio, compia le rituali, tutte le 5 ritualità quotidiane alle quali è chiamato. Quindi è un qualcosa che è inutile stare qui a girarci intorno, non è interpretabile, o sotto un profilo culturale si trova la maniera, almeno per quanto riguarda questi nuclei insediati in Occidente, che ci sono, in Francia in particolare, di interpretare il Corano, e questo attraverso, non lo so, le università arabe, che ne so, attraverso i mezzi culturali più idonei, oppure è chiaro che la questione rimane quella, cioè non è interpretabile, quindi laddove avvenivano determinati fatti si parla di misericordia, di un atteggiamento pacifico nei confronti anche del nemico. Laddove c'era una prevalenza, quando avviene ciò che avviene a Medina, allorché avviene una prevalenza, quando c'è quella prevalenza l'atteggiamento è un atteggiamento di tipo oppressivo. Questo è un dato oggettivo che non è assolutamente contestabile, è un dato così. Ora, trovarci in una situazione di questo tipo è trovarci in una situazione non certamente di pacificazione. L'abbiamo visto a Parigi, quello che dice il nostro radioascoltatore potremo vederlo anche un domani. Certo, purtroppo non è che possiamo aspettarci niente di meglio, dobbiamo quasi aver paura di aver aperte noi le nostre chiese, quando dall'altra parte si viene a chiedere di aprire invece delle moschee che, attenzione, non sono soltanto luoghi di preghiera, non sono soltanto dei luoghi che siano confrontabili con le nostre chiese. La moschea è un vero e proprio centro vitale politico e religioso insieme, quindi che non si vengano a raccontare poi tante storie. È un problema serio ed è un problema che l'ha affrontato, altro che balle, insomma, sta qui a raccontarci la pace. Sì, la pace sì, ma bisogna essere in 2 a volerla, mica uno solo, insomma, ecco, c'è questo da dire, altro non aggiungo. Questo non andava fatto, i crocifissi nelle scuole non andavano assolutamente tolti, e quello che sono la nostra cultura doveva comunque continuare ad esserlo, e quindi loro dovevano entrare nel paese sapendo che... Sentiamo un altro radioascoltatore. Pronto? Pronto? Allora, je ne suis pas Charlie. Io sono solo uno dei poveri negri che sono morti, dei 2000, che sono morti lo stesso giorno ammazzati in Africa. Io vorrei dare del razzista a tutti quelli che partecipano alla manifestazione di Parigi senza ricordarsi degli altri, di tutti gli altri morti al mondo, perché si rifiutano di essere schiavi di questi teste di cazzo di musulmani. Io del razzista a tutti quelli che partecipano a quella manifestazione dimenticandosi di tutti gli altri, perché anche gli africani, i 2000 africani morti lo stesso giorno, hanno gli stessi diritti, hanno lo stesso diritto di esistere come
i signori di Charlie. Allora io dico che chi pensa a Charlie e non pensa a tutti gli altri sono tutti razzisti, a cominciare dai nostri giornalisti di merda che ogni giorno ci riempiono di cazzate alla televisione dicendo ciò che pensano loro. Pensiamo soltanto la domanda che mi porrei e che pongo ai nostri amatissimi sempre radioascoltatori di Radio Padania, di questa radio, è: suis-je de Charlie? Sono io Charlie Hebdo? Punto di domanda. Perché in effetti teniamo conto che Charlie Hebdo rappresenta sul profilo ideologico la sinistra estrema. Ora, il compagno Hollande certamente ha visto nell'attacco a Charlie Hebdo una cosa esecrabile, come l'abbiamo vista tutti, ma anche rivolta a una sua parte specifica, lui comunista, cioè o comunque di sinistra. Se fosse stata attaccata un giornale di quel tipo lì, anche con meno accanimento di tipo vignettistico, fosse stato cattolico, sarebbe successo lo stesso? O ci saremmo sentiti dire che erano degli incoscienti? Punto di domanda. Perché la cosa da chiedersi è anche quella, cioè teniamo conto che Charlie Hebdo era nell'ambito della libertà di stampa, per carità, e su questo bisognerà forse anche in certe cose discutere, era assolutamente attaccato la Chiesa Cattolica, attaccato i protestanti, attaccato tutti, perché in quanto illuminista ateo doveva attaccare tutte le religioni come nemiche dell'intelligenza delle persone, e questo è un punto di vista molto discutibile. Però nel momento in cui questa estrema sinistra viene attaccata e succede quel che è successo, cosa esecrabilissima, attenzione, non è che sotto questo profilo saremo anche cattivi, ma chiederci se un atteggiamento come quello mantenuto da Charlie Hebdo di dissacrazione anche delle altre religioni, in particolare di quella cattolica, ne hanno scritto di cotte e di crude, se avrebbe avuto, se invece che essere di estrema sinistra fosse stato, faccio per dire, attaccato in qualche modo al mondo cattolico, non so, se mi chiedo, per carità, magari mi certo, Francesco, abbiamo un'altra telefonata. In realtà il pericolo poi è un pericolo unitario e è ben diverso, e sotto ben altra specie va esaminato, e anche sotto altra specie critica nei nostri stessi confronti, perché anche quello va visto, io credo. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Senta, vorrei esprimere una mia esperienza personale vissuta sulla mia pelle, sul loro integralismo a modo loro. Allora, sono un idraulico e avevamo tanti cantieri qui nella provincia di Milano che facevamo assieme a questa gente extracomunitaria, i parrocchini preciso, gente in gambissima, niente da dire, anzi tanto di cappello, gran lavoratori. Tra una storia e l'altra c'è la pessima usanza di bestemmiare per quattro, spesso e volentieri anche senza motivo. Io non ne sono immune da questo difetto, anzi di questo grave difetto. Ma così poi, con alcuni amici, scherzando, abbiamo cominciato a bestemmiare a Fatima, a Saladino il Grande. Non l'avessimo mai fatto. Siamo venuti alle mani, ma roba da lasciarci le pelle. Quando poi ci hanno diviso, il capocantiere ha voluto sapere cosa era successo. Allora si sono giustificati. Noi possiamo bestemmiare Dio. Qui tutti bestemmiano, a cominciare da te, capocantiere, sei il primo bestemmiatore. Ma non permettiamo mica che si bestemmi Allah, Fatima e Saladino il Grande. Siamo rimasti proprio di stucco, le dico. È pessimo il discorso della bestemmia, anzi, però guai a toccare qui i loro dei a sto punto. Ci deve essere un Dio cristiano che deve essere inferiore al Dio loro. Saluti, buona Padania. Riflettere. Io penso che abbiamo sì delle culture diverse, però è anche vero che certi atti, che siano fatti sia da destra che da sinistra, cioè è comunque un fatto grave, che poi è vero questa ipocrisia che alle volte ricordiamo solo
delle cose che sono abbastanza potenti, quando in realtà al centro deve essere proprio la vita umana. Questo è vero, e di questo dobbiamo un attimino vergognarcene un attimino tutti. Sono tanti cristiani massacrati, lo sappiamo, e noi dovremmo anche essere più orgogliosi nel non cedere in determinate usanze, come ho detto prima, i simboli, i crocifissi nelle scuole o altre cose, perché noi non dobbiamo, noi per loro ci dobbiamo sempre, nelle scuole impariamo a mangiare i loro cibi. Questo non è giusto, perché noi abbiamo le nostre usanze, abbiamo una cultura tipicamente cristiana e cattolica, l'Europa era basata su questi e deve ricominciare a riprendersi di questi, ma dobbiamo anche fare molta attenzione a ciò che ci portiamo in casa, quindi anche il caro Alfano e compagnia bella, perché questi sono proprio dei pericoli. Tant'è vero che abbiamo visto che questi in Francia andavano e tornavano e non riuscivano nemmeno a controllarli, quindi questa è la cosa più grave, è il fatto che l'Europa non è pronta davanti a queste cose che possono accadere, e questa è una cosa grave. Poi rispetto a quello di prima, certo che siamo sempre pronti, insomma, non è giusto. Il rispetto dell'uomo è l'uomo che deve essere al centro, e credo che qualsiasi Dio pone l'uomo al centro e la vita, anche se non conosco bene il Corano. Io credo che comunque mettino al centro l'importanza della vita, quella che ammella l'anima che abbiamo tutti dentro di noi. E attenzione che quello che tu hai detto è profondamente cristiano, non ha proprio una totale rispondenza. Sì, sentiamo. Un'altra chiamata. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono Maria da Brescia. Salve Maria. Salve, auguri e buon anno. Grazie. Io voglio dire che ricordano quello che fanno, quello che loro fanno. L'Asia Bibi è 4 anni che è in prigione, solo perché ha detto che era cristiana e ha 4 figli. Mi sembra. E tutti gli altri, e quelle che sono state rapite, quelle scolaresche, cose inaudite dappertutto, e lì tacciono. C'è il Simone che ne parla dopo poco, qualcuno, ma raramente. E adesso i massacri che fanno, e l'anno scorso a Natale nella chiesa, mi sembra del Marocco, hanno distrutto la chiesa, hanno massacrato tanti cristiani. Ciao, e di queste cose tacciono, e io dico che sono veramente dei disonesti, ecco. Sì, quello che dice Maria praticamente è questo, cioè da una parte c'è il senso della pace, sarebbe quello di compatire coloro che attaccano e uccidono altre persone perché cristiani, e per noi non cambia niente che siano cristiani del Medio Oriente piuttosto che cristiani del Marocco o della Nigeria, sono cristiani, in quanto tali vengono massacrati, e qui in quanto tali si viene a nostra volta massacrati, anche se di cristiani non si tratta, ma semplicemente perché in qualche modo inaccettati o inaccettabili per un'idea musulmana non interpretabile, attenzione, tanto poi basta un minimo di ritualità che conta come una piuma davanti a Dio, basta osservare i riti che a quel punto tu sei a posto sempre, questo è un criterio ed è un metodo che lascia aperta la porta non alla pace ma a qualcosa di ben diverso, tanto per cominciare. È impressionante quello che ha detto il radioascoltatore prima riguardo alla sua esperienza di cantiere edile evidentemente. Cioè si bestemmia tutto, a tutto spiano da parte di tutti il Dio cristiano, e questo ci dice fino a che punto però siamo arrivati. Se vai a toccare però il loro Dio e le loro figure sacre, allora caro mio vengono le mani. Ecco, questo però serve anche a noi, per renderci conto noi di quanta debolezza interiore abbiamo, di quanto indegni di una civiltà cristiana della quale dovremmo essere portatori oggi siamo. Oggi non ne siamo degni. Oggi dobbiamo pensare che la nostra civiltà,
speriamo sia ancora umanistico-cristiana, deve essere rifondata. Siamo di fronte a una nuova fase di civiltà. Abbiamo saputo distruggere attraverso un pensiero che sa Dio qual è comunque pseudo-razionale, in realtà razionalista, integrista a sua volta rispetto all'islamismo, islamico. Abbiamo saputo distruggere quello che è stata fino a poco fa la luce civile per tutto il mondo, perché noi abbiamo insegnato a tutto il mondo. Siamo quelli più avanzati di tutti, abbiamo suscitato l'invidia anche di tutti gli altri. Bene, adesso stiamo riuscendo da soli ad autodistruggerci. Non mi si venga a parlare a questo punto di razzismo quando si fanno queste considerazioni, perché qualche idiota che ci dà del razzista quando si fanno queste considerazioni c'è, e anche più di qualche, però diciamo tranquillamente che è scemo ragionare in questo modo, perché è di solito, autodistruttivo. Francesco, danno del razzista quando non hanno più risposte da dare. Certo. Perché la gente chiede risposte. Quando non sanno più cosa rispondere si diventa razzisti. Certo, infatti è così. La considerazione che la diversità, la reciproca diversità, io sono diverso da Latina, sono diverso dal nostro grande regista, da Roberto, certo che siamo diversi, la diversità è la ricchezza, è quello che fa suscitare, ma la diversità è una cosa, l'opposizione, la contrapposizione o l'incomunicabilità è un'altra roba, è quella semmai che va esaminata. Non dico che sia una malattia, ma comunque, se volete, una malattia sociale, cioè la incapacità di comunicare. Qui c'è un'incapacità di comunicare. Quando mi si propone il dialogo come unico elemento per poter ragionare, per poter accostarsi, attenzione, commettiamo un grosso errore in questo senso. Non che si debba rifiutare ogni contatto e ogni tentativo di capirsi con la controparte, mancherebbe altro, comunque con colui che si presenta come una controparte o una potenziale controparte, manca altro, siamo tutti uomini, siamo tutti figli di Dio, mancherebbe solo quella. Ma altra cosa è il dialogo, cioè la trasmissione attraverso principi di logica. Qui i principi di logica comuni per poter instaurare una relazione non ci sono. Il dialogo viene dopo che si sono posti degli elementi di base sui quali ragionare. Vorrei sapere quali sono gli elementi di base sui quali ragionare rispetto all'azione, per esempio, di quei tre dell'altro ieri e di ieri. Qual è? Fatemelo capire, perché io sono ignorante, io non capisco niente, ma fatemelo capire voi che siete intelligenti, quali sono gli elementi, sulla base dell'umanità comune. Ma quale umanità comune? Addirittura abbiamo a che fare con delle belve. Umanità comune quale? Cioè, occorre necessariamente cercare l'approccio, cercare di intendersi, questo fuori di dubbio, ma il dialogo è possibile soltanto e dove ci sono dei principi logici, di relazione logica comuni. Siamo purtroppo arrivati al termine dello spazio a nostra disposizione. Struttura logica, una struttura mentale fuorviante. Francesca, dobbiamo salutare su questa riflessione perché è scaduto il nostro tempo. Per cui io auguro a tutti, a nome dell'associazione, una buona settimana e soprattutto di fare delle riflessioni su questo grosso problema che riguarda tutto il mondo, non solo una parte. Buona Padania a tutti. Buona Padania, viva il Lombardo-Veneto, viva l'Europa dei popoli. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione.